punto Alpi Orientali. Ali. No, Gmail, esatto. Ok. A, DB. No, no, non c'è il B anche, no? Meno sì. Siete in diretta, ragazzi? Bene, non facciamo gesti inconsulti. Sì, sì, eccoci. E per le domande da Sana, direi che abbiamo dopo, Sì, che passa a lei, che sarà, sì, perché se devi stare, perché se no non si sente, il stream non si sente. sì, 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 va bene. Se lo tengo io lo do io a una Sì, ragazza. sì, 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 sì. Eh? No, no, c'è una ragazza che fa.
Mo sei pericolosissimo. Sì, c'è un po' di vuoto. Che è successo? Funziona. Se ora arriva anche il computer, dai. Madonna. Dov'era sta cosa? Che è successo? Si è piantato tutto? No, aspetta, fallo delle 5, mi sembra molto comodo. Controllo, Non sai dove messa. Ah, aspetta, è arrivato. No, perché lei lo faccio io quello che ci sta. Perché quando poi sta qui, Quando pensavo. sì, io vengo qui Benissimo, sì. e te lo Sì. Cominciamo, cosa dite? Bene, dai, incominciamo allora. Buongiorno a tutti, sono Francesco Baruffi, sono il segretario generale del distretto delle Alpi Orientali. Vi ringrazio molto di essere venuti così numerosi perché l'occasione è importante. Oggi siamo in streaming, quindi quello che diciamo, l'attività di oggi sarà diciamo, trasmessa e sarà da voi tutti, insomma, ripetibile, nel senso che potrete sempre andare a rivedere, insomma, tutti gli elementi che oggi caratterizzeranno il nostro incontro. Prima di entrare nel merito del perché oggi ci incontriamo e che cosa vogliamo fare, vorrei portarvi i saluti istituzionali del Presidente Zaia, che oggi non poteva venire, ma ci ha mandato una comunicazione che voglio leggervi perché penso faccia molto piacere sapere, insomma, di essere seguiti e di essere, diciamo, valutati nell'ambito delle attività che diciamo, iniziamo per portarci al percorso del 2020. Ve la leggo brevemente e quindi credo che questo sia importante. Pregiatissimo Ingegner Baruffi, come anticipato dalla mia segreteria, spiace davvero comunicare che non mi sarà possibile presenziare al workshop cui mi ha gentilmente invitato a causa di concomitanti impegni istituzionali. Prego di rivolgere, per il suo cortese tramite, i saluti della Regione del Veneto che ci ospita e i miei personali a tutti gli illustri relatori che animeranno con grande competenza e altrettanta professionalità i lavori di questo importante appuntamento per i nostri territori. L'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche rappresenta infatti una partita che non può esimersi da occasioni come questa, indispensabili per la formulazione di progettualità sempre più innovative da affiancare agli interventi già in atto volti al potenziamento degli impianti irrigui e della gestione delle acque. La fattiva collaborazione tra gli stakeholders interessati ovviamente all'argomento, d'altro canto, può concorrere proficuamente anche nella pianificazione di strategie di intervento da destinare alle sfide future, quali gli eventi calamitosi, le esondazioni o i periodi di siccità che hanno interessato anche la nostra regione in tempi recenti. Rivolgo quindi il mio applauso e i miei più sinceri ringraziamenti per gli sforzi profusi nell'organizzazione di questo meeting che, sono sicuro,
riuscirà a formulare risposte efficaci perché fa del lavoro di squadra il punto di forza. Concludo augurando buon lavoro a tutti i presenti, conscio dell'impegno che i professionisti del settore dovranno assumersi per il futuro di questo delicato ambito. Cordialmente Luca Zaia. Quindi ringrazio il Presidente e vi trasferisco questo suo bellissimo pensiero nell'ambito di quelle che sono le cose che dobbiamo fare. Bene, iniziamo le attività di oggi con una considerazione molto banale. Perché ci troviamo? Perché abbiamo pensato che sia il caso di incontrarci per qual è il motivo vero e proprio che ci spinge a fare questa attività. Il motivo è molto semplice, sapete che le due direttive, la direttiva 2060 e la direttiva 2760, richiedono un aggiornamento dei piani ogni 6 anni, quindi è un percorso che spinge a migliorare evidentemente la performance di piano che precedentemente è stata azionata. Abbiamo i 2 piani che sono stati varati nel 2016, quindi l'appuntamento è il 2021. Però il 2021 prevede tutta una serie di tappe, tra cui una fondamentale, 2020, cioè dicembre 2020, il progetto di piano, l'idea, cioè come il telaio di questo piano deve essere impostato, deve essere pronta. Quindi i tempi sono, fra virgolette, stretti già per iniziare un percorso così impegnativo. Impegnativo nel senso che cerchiamo evidentemente di operare attraverso questo aggiornamento un miglioramento di quello che fino adesso abbiamo in qualche modo individuato con i piani operativi che in questo momento sono operativi. Allora evidentemente nel fare questo e anche per ovvi motivi di interesse, per avere stimoli, per avere elementi che permettano in qualche modo di migliorare questo tipo di attività di pianificazione, abbiamo un percorso che vogliamo condividere con i portatori di interesse, vogliamo condividerlo anche perché è un percorso importante dal punto di vista proprio anche dell'assetto normativo. E quest'anno l'abbiamo fatto in particolare con la collaborazione stretta del Ministero dell'Ambiente, che è qui presente, e che c'è attraverso questa struttura che si chiama NoiPA, ha messo a disposizione una serie di occasioni, tra cui anche questa, per sviluppare questa amministrazione in senso ampio e positivo. I temi sono complessi, i temi sono molto difficili perché sia le risorse idriche che le alluvioni portano con sé questioni particolarmente complicate. Non è banale mettere insieme il puzzle di tutti questi temi, perché ovviamente ognuno di questi sottende degli interessi, sottende delle economie, sottende delle potenzialità, e quindi il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro che in progress deve cercare di portare a una condizione di massimo equilibrio tra gli interessi contrapposti, o meglio tra l'interesse collettivo, che deve essere quello di avere un territorio sicuro e un corretto uso della risorsa idrica. Non è banale, lo ripeto, non si fa in 5 minuti, lo ripeto, ma è un percorso che evidentemente necessita di passaggi fatti bene, intelligenti, che un po' alla volta portano a una condizione il migliore possibile rispetto agli interessi collettivi. Quindi immagino che molti di voi avranno molti spunti da darci. Evidentemente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma la spinta e il motivo, lo ripeto, per cui abbiamo oggi dato inizio a questo percorso, questo kick-off oggi serve proprio per andare a mettere in moto la macchina, è funzionale a fare il meglio che si può, con lo spirito costruttivo che deve essere la molla che porta sempre avanti il lavoro di tutti noi. Quindi la diretta streaming è uno strumento che intendiamo utilizzare e che utilizziamo sempre per rendere al massimo
disponibile il lavoro che facciamo, e affinché tutti lo possano vedere, capire come lavoriamo, perché lo facciamo, senza nessun tipo, diciamo, di sbarramento che possa in qualche modo filtrare il lavoro che viene svolto. Quindi potrete rivedere questa attività di oggi e potrete anche farla vedere a altri interessati. E alla fine di questo percorso vi chiederemo anche di fare insieme un'attività perché ci serve e servirà anche a voi per capire qual è il punto di vista che in questo momento sta maturando su questo tipo, diciamo, di discipline e su questo tipo di tematiche. Quindi avrete un po' di pazienza, io spero che la cosa vi interessi, nel senso che è un dato che vi permette di proiettare quello che voi pensate, che quindi quella collettività ha in questo momento intuito nell'ambito di quelli che sono questi temi così complessi. Quindi vi chiedo anche di effettuare le eventuali domande alla fine e non all'inizio, perché evidentemente dobbiamo maturare, diciamo, un insieme di questioni per poi trarre delle conclusioni che trarremo insieme anche attraverso le domande che voi farete. Il Ministero dell'Ambiente, come vi dicevo, è presente, è una cosa molto importante perché rappresenta un collegamento intenso tra, diciamo, il Ministero e le strutture come distrettuali, perché questo è un passaggio che deve caratterizzare proprio l'attività del distretto, che sapete che è di nuova istituzione, perché con la recente rivisitazione dell'assetto organizzativo, in ottemperanza anche la direttiva europea, finalmente anche l'Italia si è dotata delle strutture distrettuali e quindi che hanno assorbito le autorità di bacino regionali, interregionali e nazionali, in questo caso nel distretto delle Alpi Orientali, l'Adige, l'Alto Adriatico e tutte le autorità di bacino regionali che erano presenti tra l'Isonzo e l'Adige è stata condensata in un'unica struttura che si chiama Distretto delle Alpi Orientali, con la sua autorità che rappresenta l'organo operativo che, diciamo, opera e predispone i piani richiesti, perché l'attività è sostanzialmente un'attività di pianificazione. Quindi vi ho rappresentato questo elemento importante. Vi chiedo quindi, chiedo ai relatori di rimanere nei tempi, chiedo di fare domande che siano molto diciamo contenute, non tanto perché contenute nei contenuti, quanto formulate la domanda e vediamo di trovarne una risposta, o perlomeno di annotare lo stimolo che proviene da questa domanda, da questo elemento che deve rappresentare per noi elemento di progettualità, nel momento in cui si riesce evidentemente poi a coniugare la richiesta con quello che effettivamente poi materialmente si riesce a fare. E direi che non c'è altro da dire se non iniziare materialmente a lavorare. Penso che per le ore 13 abbiamo chiuso il nostro lavoro, vuol dire che decidiamo che alle ore 13 abbiamo chiuso, 13.00 chiudiamo, e quindi ognuno di noi rimane, diciamo, nell'ambito di questo tipo di timing che ci siamo dati. Passerei la parola al Ministero dell'Ambiente, ecco, e affinché così ci rappresenti un po' anche la visione del Ministero dell'Ambiente, la sua presenza importante in questa prima incontro degli stakeholder. Quindi il calendario oggi sarà l'elemento fondamentale per il percorso che faremo nei prossimi mesi, e quindi passo la parola a Teresa Federico perché ci rappresenti un po' il punto di vista del Ministero. Grazie. Allora, buongiorno, come appunto ha già detto il segretario, sono Teresa Federico della Direzione Salvaguardia della Tutela e del Territorio del Ministero dell'Ambiente. Porto i saluti del direttore generale, la dottoressa Maddalena Mattei Gentili, e i saluti dell'ingegner Rosario Previti, che oggi doveva essere qui ma per impegni istituzionali urgenti non
non è potuto venire. Ovviamente la tematica è ampia e così diciamo è complessa e devo cercare di ridurre in un tempo abbastanza ristretto quelle che sono dei concetti anch'essi complessi e che si intersecano con altre politiche di settore. Allora, il primo punto di domanda è da porsi: che cos'è la pianificazione integrata delle acque? Per pianificazione integrata delle acque si intende un efficace coordinamento tra la direttiva quadro delle acque e la direttiva alluvioni, al fine di ottimizzarne le proprie sinergie. Ma quali sono gli indirizzi che sottendono alla pianificazione integrata delle acque? Come ha già detto il segretario generale, ci troviamo adesso nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione. L'integrazione tra il piano di gestione delle acque e il piano di gestione del rischio alluvioni, quindi l'integrazione tra le due direttive, ha assunto sempre una maggiore rilevanza, e questo è stato ci viene attestato soprattutto dalle comunicazioni, dalle recenti comunicazioni della Commissione europea. Prendiamo in esame la prima comunicazione relativa, che è del 2015, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla direttiva quadro acque e direttiva alluvioni, e il report finale della Commissione, che è recentissimo, della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativo all'implementazione tra la direttiva quadro acque e la direttiva alluvioni. Questa è del febbraio 2019. Proprio tenendo presente quest'ultimo documento, questo report finale che ha valutato i piani di gestione delle acque, i piani di gestione del rischio alluvioni, da questo report emergono alcuni punti di forza e punti di debolezza su ambedue le pianificazioni. Allora, se partiamo dal piano di gestione delle acque, dal secondo ciclo di pianificazione dei piani di gestione delle acque, il report ha messo in evidenza dei miglioramenti conseguiti, ma ha sottolineato che permangono ancora delle criticità tra il passaggio tra il primo e il secondo ciclo. Quindi il report conferma miglioramenti conseguiti dall'Italia, ma con una velocità e un grado di attuazione che è territorialmente disomogeneo. Inoltre i miglioramenti sono stati attestati, tra l'altro, anche dalla notifica di chiusura dell'EU Pilot 73-2015, ciò è avvenuto nel febbraio 2019, che riguardava, oltre la governance, anche il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alcuni metodi di classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque, le misure per contrastare l'inquinamento agricolo, nonché l'applicazione dei principi dell'analisi economica, quali il recupero dei costi ambientali e della risorsa. Allora, sempre mantenendoci sulla valutazione dei piani di gestione delle acque, andiamo ad analizzare, come si vede dalla diapositiva, i punti di forza valutati dalla Commissione, cioè inseriti dalla Commissione. C'è il significativo incremento dei siti di monitoraggio per tutti i corpi idrici, l'affidabilità nella classificazione dello stato potenziale ecologico dovuto ai progressi nel monitoraggio e nella valutazione degli elementi di qualità biologica, il forte incremento nella proporzione dei corpi idrici superficiali in uno stato chimico buono, con la riduzione della proporzione dei corpi idrici in stato sconosciuto, che si è ridotta dal 78 al 20%, e in più gli avanzamenti nell'identificazione delle pressioni significative e nella definizione delle misure, le KTM, in quasi tutti i bacini distrettuali.
Sempre il report della Commissione poi ha valutato, valutando i piani di gestione delle acque, ha elencato, ha praticamente puntualizzato i punti di debolezza. La presenza di importanti lacune nel monitoraggio degli elementi di qualità idromorfologica, il mancato monitoraggio dello stato quantitativo per la metà dei corpi idrici, una limitata implementazione delle misure definite nel primo piano di gestione e un quadro ancora non completo e chiaro per tutti i bacini distrettuali degli impegni di spesa per assicurare l'implementazione del secondo programma di misure. Quindi, oltre ai punti di forza e ai punti di debolezza, la Commissione sul secondo ciclo di pianificazione, appunto per quanto riguarda i piani di gestione delle acque, ha dato anche delle raccomandazioni. E proprio in vista del terzo ciclo di pianificazione, per l'Italia è opportuno considerare tra le altre le esortazioni funzionali ad assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal calendario della direttiva quadro acque, un'armonizzazione dei diversi approcci regionali, in particolare per la definizione dell'importanza delle pressioni, il miglioramento del monitoraggio delle acque superficiali, comprendendo tutti gli elementi di qualità pertinenti per ciascuna categoria di acque, il miglioramento del metodo di selezione degli inquinanti specifici del bacino idrografico, ancora, perché ne sono parecchie, il programma delle misure dovrebbe indicare chiaramente le informazioni significative sulla portata, sulla tempistica delle misure, maggiore chiarezza di informazione sulle fonti di finanziamento del programma di misure. Ancora, la garanzia che le KTM vengano segnalate per tutte le pressioni significative che causano il fallimento degli obiettivi e l'applicazione del recupero dei costi per gli utilizzi idrici che hanno un impatto significativo. E questa è la parte relativa al piano di gestione delle acque. Parallelamente alla conclusione del secondo ciclo di pianificazione dei piani di gestione, si è concluso anche il primo ciclo di pianificazione dei piani di gestione del rischio alluvioni, PGRA. I PGRA approvati contemplano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, ossia prevenzione, protezione, preparazione, ripristino e revisione post-evento, tenendo conto ovviamente le caratteristiche dei bacini interessati. Risulta quindi evidente un cambio di impostazione rispetto al recente, diciamo, alla pianificazione dei piani di assetto idrogeologico. Infatti, con la direttiva 2007/60 è stato introdotto il concetto della gestione del rischio alluvioni, indirizzando meglio la pianificazione in Italia, dove si era sempre operato esclusivamente per la difesa dal rischio, inserendo quindi in un'unica cornice pianificatoria le azioni di prevenzione, la realizzazione delle opere di protezione con le azioni di protezione civile. Ritornando quindi all'assessment, alla valutazione della Commissione, anche sulla pianificazione sul primo ciclo di pianificazione dei piani di gestione del rischio alluvioni, ha evidenziato eventuali punti di forza e in questo caso per le alluvioni delle raccomandazioni. Allora, tra i punti di forza evidenziati ci sono la definizione di obiettivi omogenei su tutto il territorio nazionale, raggruppati attorno a 4 temi principali, che sono la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, il patrimonio culturale, l'ambiente e le attività economiche.
Vengono tra i punti di forza le mappe della pericolosità e del rischio evidenziano in modo chiaro l'estensione delle aree a pericolosità idraulica, nonché l'identificazione degli elementi a rischio. Questo perché, come sappiamo, i PGRA si sono inseriti in una realtà in cui si è consolidato nel tempo un patrimonio di conoscenze e di leggi in materia di difesa del suolo, accompagnato da mappe e pianificazione di dettaglio dei PAI, a cui si è fatto riferimento per l'individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre è stato fortemente apprezzato il coordinamento tra le autorità di bacino distrettuali e gli altri paesi europei, e in questo caso anche le Alpi orientali, con il bacino trasfrontaliero dell'Isonzo Soca e del Roia per l'Appennino settentrionale e del Po tra Po, Francia e Svizzera. Quindi, concludendo, rispetto al rischio, alla valutazione dei piani di gestione dei rischi alluvioni, la Commissione individua anche, ha segnalato elementi che necessitano di miglioramento. Questi sono certamente la poca chiarezza di come i PAI abbiano contribuito alla valutazione preliminare del rischio e allo sviluppo delle mappe di pericolosità. I PGRA dovrebbero tener conto degli impatti dei cambiamenti, dei cambiamenti climatici sul rischio di alluvione, il cui approfondimento è stato rimandato per tutti i distretti al secondo ciclo di pianificazione. La non completa applicazione dei costi dell'analisi costi-benefici, sebbene i diversi PGRA identificano gli indicatori di monitoraggio, non viene fornita una descrizione dettagliata. Tra le ultime abbiamo i PGRA dovrebbero contenere maggiori informazioni sul processo di partecipazione pubblica e coinvolgimento attivo, e ancora gli altri due una più diretta e meglio coordinata gestione a livello nazionale, armonizzare ancora l'approccio per lo sviluppo e soprattutto il coordinamento tra la direttiva quadro acque e la direttiva alluvioni. La Commissione nel report finale del 2019 ha anche valutato, per tutti i piani di gestione, sia per le acque e i piani di gestione del rischio alluvione, la possibilità o comunque l'effettivo coordinamento tra le due direttive e quindi tra i due piani. Il report finale della Commissione quindi rileva positivamente l'attività di coordinamento tra i piani di gestione delle acque e i piani di gestione del rischio alluvione in tutti i bacini distrettuali, sottolineando l'importanza delle cosiddette misure win-win e tra queste quelle di ritenzione naturale delle acque, che risultano pianificate in alcuni distretti nell'ambito di un proficuo incremento dell'utilizzo di misure natural o di infrastrutture verdi. Quindi entrambe le direttive possiamo dire che prevedono che gli Stati membri incoraggino la partecipazione attiva delle parti interessate proprio nel momento del riesame e dell'aggiornamento sia dei PGRA che dei piani di gestione. E quindi dopo questo lungo excursus cerco di arrivare a quello che il Ministero può fare allo stato attuale e che sta facendo. E proprio nell'ottica di favorire una migliore attuazione della direttiva quadro delle acque in Italia e l'integrazione e una maggiore integrazione con la direttiva quadro alluvioni, il MATM garantirà il supporto alle autorità distrettuali anche alla luce delle recenti riforme che hanno interessato proprio questi enti, sostenendoli nei processi di pianificazione e nella loro attuazione attraverso una collocazione di risorse, perché il tema a livello nazionale è sentito
c'è una forte consapevolezza, quindi ci saranno l'allocazione di risorse e ci saranno strumenti pianificatori che daranno la possibilità di agire ancora di più. Un altro ruolo che il Ministero sta svolgendo è relativo all'accesso alle mappe di pericolosità. Le mappe di pericolosità, l'accesso alle mappe non è agevole su tutto il territorio, per cui sappiamo questa problematica, quindi daremo il supporto alle autorità di distretto garantendo l'accesso alle mappe di pericolosità, che è un punto fondamentale per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini, e per questo la direzione generale di cui io faccio, diciamo, la direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque sta lavorando per fornire un'interfaccia omogenea a livello nazionale che consenta di visualizzare i 3 scenari di pericolosità su un'unica mappa, e questo attraverso il sistema del geoportale nazionale. Adesso, visto che ci troviamo proprio per questo contesto, posso dire che il MATM continuerà nel proprio ruolo di impulso e coordinamento per superare le criticità che sono emerse dai rapporti, dalle attività di reporting della Commissione. Questo anche attraverso la linea 6 del progetto, la linea 6 WIP1, la chiamiamo, del progetto Creiamo PA, che persegue il rafforzamento della capacità sia amministrativa e che tecnica delle autorità di bacino distrettuali, al fine di incrementare la governance complessiva nel settore delle risorse idriche e promuovere l'integrazione degli obiettivi della politica in materia di acque con le altre politiche settoriali, come in particolare con la direttiva 2007/60, la direttiva alluvioni. Vi ringrazio. Brava 2 volte, perché sei rimasta anche nei tempi. Ah, ecco, ce l'ho fatta. Bene, allora. Bene, allora direi ora di entrare nel merito delle relazioni introduttive che ci servono, perché poi tutti insieme arriviamo, diciamo, alla fase di discussione. È un'introduzione che serve per andare a impostare alcuni elementi. Il superamento del pilot 7304 non è stata una banalità, per cui questo elemento che è stato rappresentato ha dimostrato un po', insomma, una rivalutazione da parte proprio della Comunità Europea di un lavoro che nel primo ciclo di pianificazione effettivamente era stato frettoloso, ma che nel secondo ciclo di pianificazione è stato ampiamente migliorato, e nel terzo, che è quello che cominciamo adesso con voi, io spero proprio migliori ulteriormente. Quindi il superamento del 7304 di questa procedura che era stata aperta non è banale. Quindi passo la parola, quindi adesso parliamo di gestione delle risorse idriche, quindi parliamo di PGA, quindi parliamo di piano di gestione delle acque relativa alla direttiva 2060, partiamo da qua, e quindi la Sara Pasini, che è là, ecco, vi introduce brevemente questo argomento. Sara, hai 15 minuti, non di più. Grazie, buongiorno a tutti. A me è il compito di entrare un po' nel merito dei piani di gestione del distretto Alpi Orientali, come diceva bene il segretario ingegner Baruffi, in particolare dei piani e del loro aggiornamento, partendo in particolare dal piano di gestione delle acque. Questa è una giornata, diciamo, di presentazione generale di un percorso molto lungo, perciò con il mio intervento, che in questi 10-15 minuti a disposizione, vorrei cominciare dalle basi, quindi stendere proprio, dare le informazioni di base, raccontarvi che cos'è il piano di gestione, quali sono le sue finalità, ma soprattutto descrivervi la sua logica interna e quindi i concetti fondamentali che è importante conoscere fin dall'inizio. Faccio subito un piccolo passo indietro, perché tutto parte, come molti di voi sanno, dalla direttiva quadro acque, dalla direttiva europea, quindi, che nel 2000 ha istituito il quadro comunitario per l'azione in materia di acque. La direttiva quadro acque, per noi di QA, ha definito degli obiettivi per i Paesi membri molteplici e molto ambiziosi,
in particolare proteggere e migliorare lo stato delle acque e degli ecosistemi acquatici, impedirne il deterioramento, agevolare un utilizzo idrico sostenibile, contrastare anche gli scarichi delle sostanze inquinanti, assicurare la riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità. Tutto questo fondamentalmente fissando degli obiettivi ambientali riassumibili nel buono stato, che poi vedremo è un buono stato ecologico, chimico e qualitativo, da raggiungere entro scadenze prefissate, quindi in prima battuta il 2015, ma con possibilità di proroghe al 2021 o al 2027 o eventualmente in casi circostanziati